Amici di Radio Guest, buona settimana, siamo con Margherita Ploss che saluto a braccia aperte. Ciao Maggie, benvenuta. Ciao Igor, ciao a tutti, buongiorno. Innanzitutto grazie perché ti ho praticamente tirato giù dal letto e ho detto guarda dobbiamo fare un'intervista assolutamente e tu sei stata disponibilissima e adesso andiamo a conoscere chi è Margherita, Maggie per gli amici. E io prima fuori onda avevo detto ma sei indefinibile perché dire che sei la presidente di un'associazione importante che fa cultura è riduttivo, dire che fai altre cose per importanti eventi internazionali è riduttivo. Io la conosco molto bene, tu sei un vulcano, ma in realtà Margherita chi è? Ma diciamo che vabbè, sono una ragazzina dai capelli rossi un po' dispettosa, ecco, quindi mi è venuta così, mi piace definirmi così perché alla fine il destino ha voluto farmi nascere coi capelli rossi e quindi questo mi ha già segnato, diciamo. Quindi sono un po' sempre creo un po' di scompiglio nelle situazioni e allora vivo così, sono una persona un po' piena di entusiasmo, che gli piace tanto fare cose nuove, non sto mai ferma e quindi insomma da questo nasce tutto quello che faccio, diciamo. Adesso cominciamo un po' a parlare di quello che hai fatto e veramente dovremmo fare almeno 10 Radio Guest per scoprire tutto. Ovviamente dobbiamo essere un momentino un po' concentrati. Che cosa hai fatto e cosa stai facendo? Che cosa ti piace fare? Ma vabbè, diciamo che professionalmente nasco come geometra, che ho fatto questa professione per 20 anni. Però dal momento in cui mi piaceva stare con la gente, mi piace socializzare, insomma è un po' questa mia caratteristica che mi contraddistingue. A un certo punto ho cambiato mestiere e ho aperto un locale. Chiaramente nel frattempo che facevo queste cose, insomma, in occasione con delle amiche abbiamo costituito questa associazione che si chiama Feminist Furlanes Fuertes. E questa praticamente mi dà la possibilità di evolvere dei progetti, di realizzare dei progetti, insomma, che si basano sulla promozione della nostra regione fuori dai nostri territori, dai nostri confini. E quindi diciamo che sono un tecnico o un filosofo prestato alla materia tecnica, insomma. Quindi avete capito, architetto, gestore di locali, organizzatore di eventi, presidente di un'associazione. Geometra, ti prego, non architetto, che non riusciva a studiare. Geometra, va bene, però cioè, come vedete delle sfaccettature a volte anche contrapposte, una contro l'altra, tra virgolette, ma fa capire che veramente dietro di te c'è un mondo. Abbiamo parlato di un'associazione, Feminist Furlanes Fuertes, donne friulane forti. Questa associazione esattamente che cosa fa? Ma diciamo che il nome tante volte può trarre in inganno perché può sembrare il nome di un'associazione che porta avanti magari dei problemi riguardanti o tematiche riguardanti le donne. Invece non è così perché nasciamo come appunto un'associazione che ha come missione quella di promuovere la nostra regione in modi, insomma, in svariati modi, attraverso progetti che realizziamo, soprattutto andando fuori dai confini della nostra regione, chiaramente. E quindi, poi a me piace dire che comunque Feminist Furlanes Fuertes è uno stile di vita più che il nome di un'associazione, quindi insomma realizziamo dei progetti di promozione della regione e poi collaboriamo con altre realtà che fanno questo e quindi creiamo molta sinergia con altre realtà del territorio. All'interno ovviamente dei tuoi soci ci sono anche molti uomini, quindi non è soltanto, come dicevi prima, un'associazione che si rivolge alle sole donne, ma veramente a 360 gradi. Gli eventi o le attività che avete fatto e che farete, quali sono state? Ma diciamo abbiamo avuto il nostro primo progetto che abbiamo portato avanti è stato Friuli Venezia Giulia a tutto tondo che praticamente aveva come testimonial una nostra amica e sostenitrice Barbara Clara, che è stata Miss Italia nel mondo nel 2000, ha lavorato a 100 vetrine, insomma una ragazza friulana, di origine friulana, che è stata la nostra testimonial e abbiamo portato questi appuntamenti per far conoscere il nostro territorio negli uffici e nelle sale di rappresentanza della nostra regione a Roma.
Poi dopo abbiamo collaborato spesso con delle realtà del rugby di Udine, della Beach Rugby, abbiamo fatto comunque dei progetti collegati a delle squadre, siamo sponsor della squadra delle Isole del Pacifico di Beach Rugby, di maschile, ci tengo perché insomma dirlo. E poi ci siamo occupati anche comunque di nostre eccellenze a livello culturale, un nome per tutti che è quello che comunque insomma abbiamo un po' più curato, è quello di Luciano Ceschia, il nostro maestro Luciano Ceschia, che il prossimo anno sono 30 anni dalla sua scomparsa. Per Luciano Ceschia cosa fate? Allora, abbiamo organizzato 4 anni fa, 5 anni fa, una mostra che si intitolava Luciano Ceschia attraverso la lente di Stefano Perez, che quindi abbiamo utilizzato e abbiamo fotografato alcune delle sue opere scultorie, abbiamo fatto degli ingrandimenti dei particolari di queste opere, perché comunque il maestro Ceschia era veramente un'eccellenza e un genio che comunque realizzava delle opere molto particolari. E assieme a lui chiaramente bisogna citare anche il suo amico, l'architetto Marcello D'Olivo, che anche lui è mancato 30 anni fa, il prossimo anno. E quindi noi per il prossimo anno avremo questo progetto, speriamo di riuscire a realizzarlo insomma con la regione e creare un momento di ricordo, di visibilità di questi due artisti insomma, che hanno avuto un percorso di vita anche assieme. Sarà sicuramente una bella occasione anche per sensibilizzare certe tematiche legate anche al territorio. A proposito invece di eventi internazionali, io so che tu sei legatissima alla Biker Fest, che è già stata ospite a Radio Guest peraltro. Certo, sì, naturalmente diciamo che conosco Carla e Moreno, gli organizzatori, da quando avevo 15 anni, adesso ne ho 54, quindi insomma fate un po' voi. Mi piace chiamarli i miei fratelli adottivi, fratelli e sorelle adottivi, poi Miki che adesso sta prendendo in mano comunque l'attività di famiglia, insomma comunque è una bella esperienza vivere con loro, insomma l'organizzazione di questo grandissimo evento a livello internazionale. Io li seguo la parte delle autorizzazioni, un po' dei rapporti con la regione, quindi insomma bello perché è una cosa che mi piace fare, la promozione del nostro territorio attraverso il mototurismo. Tra l'altro approfitto per dire che la partnership con le nostre radio, in particolare con Radio Company, è stata solo rinviata di un anno e quindi aspettiamo il 2021. A proposito di anni e di tempi che cambiano, perché siamo all'interno di un anno molto particolare, non vogliamo parlare di PCM, lockdown o Covid, ma vogliamo parlare di cambiamento perché c'è poco da fare. Siamo in un anno di cambiamento. Secondo la tua esperienza, secondo l'occhio di Maggie, cosa succede? Cosa pensa del 2021 in poi? Ma diciamo che a livello personale, per una persona come me, che solitamente viene vista come una che non riesce a stare ferma, potrebbe sembrare quasi una forzatura, no? Dover stare fermi per questa cosa che sta succedendo al di sopra di noi, insomma. Però diciamo che sono un po' spaventata del futuro perché chiaramente come tutti, però insomma credo che l'essere umano nelle situazioni peggiori può dare il meglio di sé, quindi credo che questa situazione può essere anche un'opportunità e bisogna coglierla come un'opportunità per sviluppare insomma anche all'interno di noi cose nuove che magari nella fretta e nelle situazioni frenetiche di prima non riuscivamo a vedere, e quindi insomma diciamo che guardiamo sempre esclusivamente il bicchiere mezzo pieno. Quindi io vedo sempre il tuo vulcano sempre attivo, la tua positività sempre presente in ogni dove, e sicuramente tu te la caverai, posso dirti sta cosa, perché persone come te hanno sempre la soluzione, ma proprio perché sanno da affrontare la vita, e questi momenti devono servire a questo, giusto? Beh, diciamo che in Furlan si dice sante scugne, no? Come dicevo prima, cioè comunque credo che l'essere umano abbia un istinto di sopravvivenza che tante volte neanche ci accorgiamo e ci rendiamo conto di avere.
probabilmente sì, ognuno poi reagisce a modo suo. Che io me la cavi, che caschi sempre in piedi, vabbè, diciamo che se me la faccio andare perché è giusto così, insomma, è giusto così. Certo. Abbiamo una vita, dobbiamo comunque volergli bene a prescindere, quindi finché ce l'abbiamo dobbiamo dare il massimo, questo è. Molto bene, siamo arrivati alla fine e ovviamente, come a tutti i nostri ospiti, diamo la possibilità anche a te di ringraziare i collaboratori, i partners e gli amici che ti accompagnano nelle tue iniziative, nei tuoi progetti. Quali sono? Ma diciamo che allora, innanzitutto, non è retorica, ma chi mi conosce, soprattutto tu, sai che questo è la verità. Vorrei ringraziare mio marito, Stefano Perez, che comunque sono 28 anni che siamo insieme, anzi che siamo sposati, e quindi comunque mi sopporta e mi supporta, quindi innanzitutto lui, perché è la persona che mi vive accanto e chiaramente tante cose le fai perché hai una persona accanto che ti lascia essere te stessa. E naturalmente vorrei ringraziare Carla e Moreno, perché alla fine sono i miei fratello e sorella adottiva, che insomma anche loro comunque fanno parte del mio percorso di vita, e dopo tutti quelli che hanno sostenuto i progetti delle Femmines Furlanes Fuartes, che comunque hanno creduto dal più piccolo al più grande, da quello a livello economico a quello a livello morale, a quello psicologico, insomma, che comunque crede ancora in questa realtà, che è una realtà insomma che vive un po' di idealismo, insomma anche un po' di cose che tante volte non se ne parla tanto più. Il fatto di essere convenzionali o non convenzionali, ti chiedo l'ultima cosa, molto personale peraltro, ma volevo sapere il tuo punto di vista. Cosa vuol dire per te essere convenzionali, o è meglio non esserlo? Beh, io nasco non convenzionale, ovviamente. Difatti avrei voluto ringraziare innanzitutto mia mamma e mio papà che mi hanno messa al mondo. Cioè, quindi la non convenzionalità spesso è più faticosa, però ti fa vedere cose, sfaccettature delle persone del mondo che sicuramente non vedresti se sei un po' troppo convenzionale. Ma insomma, certo. poi ognuno nasce come deve nascere, però diciamo Chiaro, che però uscire dagli schemi. non si sta male, ecco. Dico che chi vuole può anche provare, perché non si sta male fuori dagli schemi. Molto bene, con questo consiglio, con questo punto di vista, concludiamo la nostra intervista qui a Radio Guest. Margherita Ploss, presidente di Femmines Furlanes Fuartes, ma come abbiamo anticipato all'inizio, un vulcano di donna. Io ti ringrazio e ti faccio tanti auguri per il tuo futuro. Grazie a te, Igor, in bocca al lupo a tutti, a noi.